Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here to stay, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Gentili signore e signori, benvenuti alla quinta rassegna di poesia siciliana Pure un'auge parlava un dialetto, dedicata ai bambini dai 6 ai 10 anni, che ospita quest'anno la cerimonia di premiazione del primo concorso di poesia in lingua siciliana Cometa d'Oro. Presenta Massimiliano Galuppo. Buonasera, benvenuti. Buonasera e benvenuti alla quinta edizione di Puroniati Parlamo in Dialetto, spettacolo finalizzato alla promozione, valorizzazione e diffusione del dialetto siciliano, ideato e curato dal poeta Nino Barone. Ormai questo appuntamento prenatalizio in questo meraviglioso teatro dei Salesiani è una tradizione che anno dopo anno sta sempre più prendendo consistenza e ci auguriamo che con l'entusiasmo profuso dall'organizzazione, che nel tempo è rimasto inalterato, possa rinnovarsi con costanza. In questa edizione abbiamo voluto dare un taglio diverso alla manifestazione. Puroniati Parlamo in Dialetto diventa la serata di premiazione del primo concorso di poesia Cometa d'Oro, concorso di poesia dialettale avente per argomento trainante il Natale. Le poesie degli autori premiati verranno declamate stasera dai bambini dai 6 ai 10 anni. Le poesie degli ci teniamo a precisare che questo spettacolo vuole essere un'occasione per dare una platea, un palcoscenico, un teatro a dei possibili talenti che si possono nascondere tra i nostri figli, organizzato nella semplicità che ormai da 5 anni contraddistingue il nostro operato, con l'obiettivo principale che rimane sempre e comunque la promozione del nostro dialetto e della nostra cultura. Ci corre l'obbligo a questo punto di ringraziare tutte le associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questa kermesse. L'associazione Io di Buseto Palizzolo, vedo presente la presidente Rosa Magro, il gruppo poetico regionale San Michele, il presidente Sebastiano Vassallo, il gruppo poetico Poeti nella Società Drepanum, il presidente Mattia Cavasino Badalucco, il gruppo culturale Peppino Caleca di Castellammare con il vicepresidente Giuseppe Gerbino, la Proloco di Locogrande, segretario il Mimmo D'Antoni, il comune di Trarcoli, e un particolare ringraziamento volevamo fare all'Associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti, vedo presente il commissario sezione provinciale Pietro Catalano, e alla banca di credito cooperativo senatore Pietro Gammatico di Paceco, e vedo presente Piero Mancuso. E allora entriamo subito nel vivo della nostra rassegna presentando i bambini protagonisti e iniziamo con Lidia Criscenti. Eccola qua Lidia. Vincenzo Gerbino. Vai Vincenzo. Aurora Grignano, Lorenzo Barone, Giulia Grignano,
Maio. Marco Carpentieri. Maria Aurora Di Dio. Irene Galuppo. Federico Barone. Francesca Santoro e Monica Lombardo. Un bel applauso corale a tutti i nostri bambini. E allora sono belli carichi, pronti per esibirsi, e allora sentiamo Giulia Grignano che ci farà una sorta di preambolo iniziale. Un attimo che prendo... ok. Un falegname pusso mughieri sopra lo scecco e pure l'appeti. Piffari sullo licenziamento partero presto, con l'acqua e vento. Era già scritto, donne di Dio mannaro un figlio, e dopo nascio. E camminaro Peppe e Maria, pittan di onna, pittan da via. Però Maria, che era già incinta, non era stanca, solo per finta. L'angelo disse, salvi Maria, tu sei la madre di un Messia. A Betlemme di si arrivaro in porta alloggio ciccaro, e ogni padrone donna Lucanna li rimandava una trabanna. L'angelo disse, nasciuto figlio, ma per esempio lo bianco gicchio. Solo una strada retriparo, sopra la paglia sa riposaro, e a mezzanotte come destino nasce un figlio, c'è su bambino, nasce un bambinetto, mezzo lo voglio sciuccaretto. A pipinnaca la mangiatura c'era gran freddo, senza calura, e mezzo voglio sciuccaretto ci fu posato lo bambinetto, sopra la paglia freddo sentia, ma la duraro Peppe e Maria. Mentre nascida, con la scia dice a tutti, nasce lo Messia, lo piccolo e pure l'agnetto fecero festa lo bambinetto, senza ricchezze, senza castello, nasce lo stesso lo bambinetto. Vennero pure maggi adorenti, picchi nascelo, retto potente, e tante donne ci regalarono, e alla sua vista s'agginocchiaro, orecchie potenti, e cari ricchezze un contano nenta. Brava Giulia. Adesso è il turno di Lidia Crescendi. Lidia, tu quanti anni hai? 9. E che scuola fai? Quarta. Che scuola? E Badia. Ho capito. Allora ci reciterà il nostro idioma. Lidia Crescendi. Quando sento parlare un nostro idioma, la mente piglia fuoco, l'occhio ridi. Mi pare come un essere di un goma, e provo sensazione a mai finire. Di Parma a Bari, di Milano a Roma, sta nostra lingua ormai piglia poteri. Somiglia a un canto antico, a una cialoma, ma ad ogni corelligi, amore e fili. Sto nostro idioma è stridando ai cieli, parlamolo, insegniamolo nelle scuole, come si fa da chiese coi Vangeli. Non c'è bisogno aggiungere parole, la lingua di lo tempi e di lo meli, insegniamocilla a tutte le figliole. Brava Lidia, raccogli l'applauso. Ok, adesso è il turno di Vincenzo Gerbino, che ci reciterà Ma perché quando parlo in dialetto? Ma perché quando parlo in dialetto sono visto come uno che... Un bel applauso. Un uomo discassa in dialetto che rovescia parole tante. E io lo parlo... Io lo trovo per vero perfetto, e lo disse panzina tante, toscano tanto, era un dialetto, e la nostra è una lingua importante. Dello nostro dialetto mi vanto, c'è l'idioma più ricco e brillante. E io lo parlo, mi viogno, mi scanto, perché è chino di storia importante. Io mi un errozzo, è per vero un incanto, con ci credo che è lo vero ignorante. Bravo! Un bacio. Ora è il turno di Aurora Grignano. Vieni Aurora. Aurora, tu quanti anni hai? 6. 6 anni, brava! Allora, Aurora ci reciterà Puruniare parliamo in dialetto.
Puroniate parliamo in aritto, e sono due femmine scatto, lo trovate che dite perfetto, talitate in uno silicato, ditemi non è di difetto, siete sono appoggiati sul gatto, che se io invece lo metto sempre prima, lo parlo e mi amatto. È brava allora che sa vanta di parlare in dialetto. Adesso è il turno di Lorenzo. Barone, e tu invece che scuola fai? Seconda. Ok. Seconda. Lorenzo Barone e quando viri l'usuli. E quando viri lo sole giacquerà la terra cangiare sui colori, e quando viri l'acqua di lumari, casa di occhi facendo rumore. Pensa che in terra niente può rignare, si scarsa la semenza di l'amore. Bravo Lorenzo. Allora, questo era un primo assaggio di quello che sono in grado di fare i nostri bambini. Passiamo adesso a un secondo momento. L'obiettivo prioritario di questa nostra manifestazione è la divulgazione della lingua siciliana, la promozione della nostra cultura sia tra le nuove leve, e i nostri piccoli ne sono una degna rappresentazione, ma anche per tutti i presenti in sala. E proprio per questo motivo stasera avremo la possibilità di dare la parola ad uno studioso di lingua siciliana, con il quale i nostri bambini instaureranno un dibattito. Chi è stato presente nelle varie edizioni che si sono susseguite negli anni certamente lo ricorderà per i saggi sulla lingua siciliana. È il poeta castellammarese Giuseppe Gerbino, che ha coltivato con la maturità la passione per la poesia, affinando la tecnica, portandolo a raccogliere svariati successi nei concorsi di poesia a cui ha partecipato. Ed è sempre impegnato nella valorizzazione e nella diffusione della cultura siciliana. Questa sera Giuseppe Gerbino, che di mestiere è un insegnante, quindi è abituato a interrogare i suoi alunni, si troverà nell'insolita veste di interrogato. Infatti i nostri bambini hanno preparato delle domande a cui il nostro esperto dovrà rispondere. Signore, è con vero piacere che vi presento Giuseppe Gerbino. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao bambini. Prof. Io ho paura. Prof, pronto per le interrogazioni? Sinceramente i bambini a volte con la loro spontaneità sono veramente in grado di metterti in difficoltà, quindi ragazzi andateci piano per favore. Allora, chi vuole Mi essere, siedo in mezzo a voi, così dai. chi vuole essere il primo a fare la domanda? Domande per favore, domande facili. Giulia che si propone per prima. Qual è la differenza tra lingua e dialetto? Forse questa la so, forse. Allora, in realtà il significato è uguale, però la lingua è quella ufficiale, quella parlata da un intero paese, tipo la lingua italiana, usata per i documenti, per la lingua ufficiale di un paese. Il dialetto invece rappresenta la parlata di una circoscrizione più ristretta, può essere una regione, una provincia, a volte anche un quartiere ha una sua parlata. Però in realtà questo non significa che il dialetto sia meno ricco di storia. Contenta? 2? Mi metti 2? No. Forza, chi vuole fare la seconda domanda? Irene. Dai Irene. Il siciliano è una lingua o un dialetto? Vai prof. Irene, poi non la spieghiamo. Allora, il siciliano è stata una lingua e continua ad esserlo. Purtroppo per noi siciliani, noi lo consideriamo un dialetto, ma non lo è affatto. Perché? Perché un dialetto è tale quando deriva dalla lingua ufficiale. Poiché il siciliano non deriva dalla lingua italiana, non è il dialetto della lingua italiana, anche perché la lingua siciliana è nata molto prima, circa 1230, alla corte di Federico II. Quindi quando Padre Dante ancora, non lo so, non era nato, appunto, grazie Alberto, già esisteva la lingua siciliana, quindi è una lingua la lingua siciliana, anche perché ha una sua sintassi, ha delle sue regole e quindi è degna di essere chiamata tale. Manca solo la nostra considerazione per questa nostra lingua. Ok, chi vuole fare un'altra domanda? La terza è Federico. Vai Federico. Visto che il siciliano è una lingua, perché non ce la insegnano a scuola? Bella domanda questa. Ai ai. Vai prof. Ai ai.
Se è difficile. Perché? Perché? Si è sempre cercato di denigrare la nostra lingua, perché hanno paura di noi siciliani. Sanno che siamo un popolo speciale, particolare, quindi hanno paura che a Sicilia non ci manca niente. Hanno paura che diventi indipendente, anche se è assurda questa cosa. Ancora nel 2012 c'è gente che pensa che noi siciliani vogliamo una lingua ufficiale per diventare indipendente dall'Italia, assurdo, allucinante. Però secondo me c'è qualche ragione politica, anche perché i sardi ci sono riusciti, non è successo nulla di grave. Non capisco perché non ci sia questo interesse a livelli alti di ufficializzare la lingua siciliana. Ora la quarta domanda, eccola qua, Giulia. Perché la maggior parte dei genitori non vogliono che i figli parlino in siciliano? Chiedo a loro. E questa è ancora più bella. Vai. Lo devi chiedere a loro e a mia moglie, perché io litigo continuamente con mia moglie perché Vincenzo a volte si esprime in lingua siciliana, anzi in dialetto castellammarese, e quindi la cosa che mi fa ridere non è mio figlio che parla in dialetto, è mia moglie che secondo lei lo corregge in italiano dicendo parla giusto. Bello, parla giusto, è italiano perfetto. Ma è un po' l'errore che facciamo tutti noi. In realtà l'italiano perfetto non lo conosce nessuno, anzi sono pochi. Il nostro è un italiano standard, così parlato comunemente. Spesso italianizziamo la frase. Visto, io sono abituato a parlare in dialetto e quindi spesso anche nell'esprimermi in lingua italiana faccio fatica, al contrario. E niente, quindi dovremmo, mi rifaccio un po' al discorso di poco fa, non dobbiamo vergognarci della nostra lingua siciliana, anche perché è la lingua dei nostri padri, ci sono le nostre tradizioni, le nostre origini, la nostra cultura, è stata sempre affiancata o associata a, forse non lo so, forse esagero, degrado, alla mafia forse, però non c'entra niente, la nostra lingua in realtà è una lingua bellissima, lo disse anche Dante allora, quando fece uno studio su tutti i dialetti italiani, considerò la lingua siciliana la più dolce, musicale, chiamiamola così. Ok, ma che la sufficienza non la danno alla fine? La quinta domanda chi la fa? Ma quante domande sono? 10. Quali sono i poeti più importanti della letteratura siciliana? Tutti sono importanti, secondo me non ci sono poeti importanti e meno importanti, ci sono poeti siciliani, stop. Naturalmente è vero che ci sono quelli più conosciuti, forse per esempio andiamo indietro, tipo il Meli. A Trapani abbiamo avuto un poeta importantissimo, forse da valorizzare, anche se ultimamente l'associazione Io, anche Nino Barone, ha organizzato un concorso, diverse manifestazioni, si chiamava Giuseppe Marco Calvino, un poeta trapanese molto importante. A Catania c'era Micio Tempio, però questi sono più importanti perché naturalmente fanno parte del passato e forse sono quelli più ricordati, però secondo me è giusto ricordare anche molti poeti viventi, per fortuna, perché il poeta ha questa sfortuna, il cantante canta, fa musica, al volte fa fabbrica di scruscio e fa soldi, successo. Un poeta se diventa famoso forse dopo morto, forse. Quindi fra le tante passioni il poeta è proprio quello più sfortunato. Però per rifarmi alla tua domanda, per rispondere alla tua domanda, secondo me è giusto menzionare alcuni poeti per fortuna viventi e che Dio li faccia vivere ancora per altri 200 anni. Per esempio lo stesso Nino Barone è un bravissimo poeta. Qua in sala abbiamo poco fa, ho visto un grande amico, Marco Scalabrino, che ha dato veramente un valore aggiunto alla poesia siciliana. Alberto Crescendi, Peppe Voltaggio, Vito Lumia, Dino Altese e tanti altri che sono veramente degni di essere ricordati in eterno, oserei dire. Facciamo un applauso a questi poeti, aggiungerei Giuseppe Cerbino. Non bestemmiamo, non bestemmiamo. Sesta domanda di chi è? Eccola qua, Francesca.
Perché molti scrivono in siciliano guardare e altri tagliare? Se c'è differenza, qual è? Qual è questa differenza, prof? Chi le ha scelte queste domande? I bambini. Bravi, bravi. Allora, in realtà il significato è uguale, però guardare deriva dal, se non sbaglio, dal latino medievale. Guardare. E significa ha un significato più di custodia. Difatti noi nel trapanese facciamo distinzione fra i due termini. Per noi guardare, che deriva da guardare, significa custodire. Guardami sta borsa, ok? Mentre tagliare è arabo. Tagliare è arabo. Difatti noi ancora diciamo talà, ed è arabo, talaha in arabo. Capito? Quindi la differenza è questa, è la derivazione. Tagliare è arabo, guardare è latino medievale. Però in realtà l'utilizzo che facciamo noi è, oserei dire, più corretto di molti poeti della Sicilia orientale. Ora non voglio fare polemica, però è giusto, perché per esempio a Messina dicono il nostro tagliare, di guardare, dicono guardare. In realtà guardare è custodire, non è sbagliato, attenzione, però è giusto fare questa distinzione che secondo me è più corretta, usare tagliare per guardare e guardare per custodire. Ok. Contenta? Di chi è la settima? Marco. Esistono vocabolari e grammatiche del siciliano e se ci sono, quali testi più rappresentativi? Ce ne sono un'infinità. Ci sono molti vocabolari, molte grammatiche, ma secondo me quelle più rappresentative abbiamo noi l'onore di avere un grande studioso. Io non sono uno studioso, io sono un appassionato, anzi assieme a Nino ci definiamo studenti. Definire studioso un appassionato di lingua siciliana forse è sbagliato, è meglio studente, anche perché non si finisce mai veramente di imparare. Ogni volta impari una cosa nuova e ogni volta fai un passo avanti e due indietro, ti devi ricredere su certe cose, ti devi confrontare, insomma, studioso è una parola grande. Allora, qual era la domanda? Se esistono? Sì, ne esistono. Dicevo, abbiamo nel trapanese Vito Lumia, che ha fatto una grammatica addirittura, se non sbaglio, edita dall'associazione Io, tutta in lingua siciliana, scritta in lingua siciliana. E poi nel catanese c'è Camilleri, che non è Andrea Camilleri, quello di siciliano non ne capisce niente. Mi perdoni maestro se un giorno guarderà questo video. No, non sto scherzando, ora apro una parentesi. Mi dà fastidio questa cosa, perché molti miei colleghi che non conoscono il siciliano pensano che il siciliano corretto sia quello di Camilleri, Andrea. Quello è un siciliano maccheronico utilizzato dalle case editrici solo per vendere. Stop, attenzione, nulla, non voglio togliere nulla al valore del romanzo, quello che sia, però per quanto riguarda la lingua non ha nulla a che fare con la lingua siciliana Andrea Camilleri. Invece io mi riferisco a Salvatore Camilleri, che forse è quello più, lo studioso più anziano, avrà 92-93 anni, e ancora fortunatamente, quindi vedete, fa bene, studiare la lingua siciliana fa bene, campano tutte assai. Io devo fare perché non è che a me non mi piace la lingua siciliana, lo faccio per campare assai. Quindi ci sono molti dizionari, c'è il Traina, c'è il Mortillaro, penso che ce ne saranno altri in futuro. Già ho sentito qualche altro amico che ha in cantiere un dizionario sulla lingua siciliana. E allora, vediamo chi vuole fare l'ottava domanda. Quindi 7 già ce l'ho. Quali sono le differenze tra il siciliano e l'italiano? Vai prof. Quali sono le differenze? Sono entrambi lingue neolatine, romanze, anche se in realtà il siciliano ha origini più antiche. Però in realtà la lingua siciliana, come dicevo poco fa, ha una sua sintassi, ha delle sue regole, degne per definirla appunto una lingua a parte, anche se essendo una lingua neolatina come quella italiana ha molte analogie, come ce le ha l'italiano col francese, con lo spagnolo e tutte le lingue romanze, però è una lingua a parte, ok? Quindi siamo a 8. Sì, sì.
C'è chi vuole fare la nonna? Ecco qua Erika. Mia nonna dice sempre il termine Cannavazzo. La moglie mi dice sempre anche. Mi incuriosisce. Ma non gli ho chiesto mai qual è il significato. Lei me lo sa dire? Cannavazzo è lo straccio, lo strofinaccio, un panno, una pezza che ormai è veramente consumata e che si usa per assoppare in dente. Giuseppe Cerbino. Alessandro Pampinella ha detto un sinonimo di Cannavazzo. Quindi il termine, però figurati, nella lingua spagnola, se non sbaglio si dice cagno maccio, no? Comunque c'è questa analogia fonetica con questa, c'ha la stessa provenienza. Però per rispondere alla tua domanda, Cannavazzo non è altro che lo strofinaccio, lo straccio per pulire per terra. Ok. Anche se noi ora utilizziamo spertio Cannavazzello. Anche solo tua nonna ti ha detto ma te là spertio Cannavazzello. È un modo per dire te là sta cosa mica come ha diventato esperta. Anche perché voi sapete che la lingua siciliana è ricca di questi modi di dire e queste cose a doppio senso, a trasere e nescere, come si dice in siciliano. Anche bandiera di Cannavazzo. Bandiera di Cannavazzo poi che è offensiva proprio. Va bene. Mi sa che il nostro prof mi sa che è stanco, forse l'ultima ce la concede. Chi la vuole fare l'ultima domanda? Eccolo qua, Marco. Un poeta che scrive in siciliano diventa meno famoso di uno che scrive in italiano? Bella domanda. Ma che tu vuoi scegliere questa domanda? Allora, intanto penso che un poeta deve scrivere e basta. Un poeta che ambisce a diventare famoso penso che non lo diventerà mai. Mentre un poeta che scrive e ascoltando quelle che sono le sue emozioni, le sue sensazioni, probabilmente un giorno lo diventerà, a prescindere dalla lingua che usa per esprimere i suoi sentimenti. Abbiamo finito? Troppo. Mi facessi musurare. Ringraziamo il nostro prof, il poeta castellammarese Giuseppe Gerbino, Grazie a voi, grazie. per il contributo interessante che ci ha offerto. Grazie a tutti voi, buona continuazione e grazie Massimiliano. Il microfono? A Michelangelo. Ma una palletta, la prossima volta no, una palletta. E allora, mentre passiamo al momento clou della serata, cioè quello di ascoltare le poesie che sono risultate premiate al primo concorso Cometa d'Oro, concorso articolato in un'unica sezione, poesia in lingua siciliana, a tema lunatali. Sono pervenuti diversi elaborati da tutto il territorio siciliano e per giudicare le opere gli organizzatori hanno pensato di affidare l'incarico ad una giuria popolare al fine di poter mettere in evidenza più il messaggio delle opere piuttosto che la struttura tecnica della poesia. La giuria è stata composta da Laura Figuccio, casalinga, collabora con diverse associazioni culturali tra cui la Trepanum e sin dalla prima edizione ricopre il ruolo di suggeritrice in questa nostra rassegna Puruniati Parliamo in Dialetto. Eccola qua la nostra Laura. Antonella Messina, architetto col vizio della fotografia, ha realizzato diverse mostre fotografiche sia personali che collettive e le sue immagini sono presenti in diversi saggi storici. Emanuele Barbara, autista soccorritore, impegnato nella processione dei misteri tanto da essere il più giovane capoconsole della processione e precisamente del gruppo sacro L'Addolorata, oltre ad aver organizzato diversi convegni culturali. Emanuele Barbara. E Giovanna Cucchiara, che purtroppo non è presente stasera, è un odontoiatra ed esercita la professione a Trapani ed è impegnata attivamente nel mondo del teatro. Il ruolo di presidente di giuria è stato affidato a Giovanni Cammareri, insegnante, studioso di riti e tradizioni popolari, autore di diversi libri, in particolare sulla processione dei misteri. Invito proprio Giovanni Cammareri per un saluto e un resoconto del lavoro svolto dalla giuria popolare. Qua Giovanni. Buonasera a tutti.
intanto non sono il clou della serata, per fortuna, e devo dire che quando mi è arrivata la proposta di far parte di questa giuria è una cosa che ho accettato con qualche piccola remora, perché ritengo che la poesia, soprattutto la poesia contemporanea e a maggior ragione quella dialettale, sia una cosa abbastanza complicata. Mi hanno incoraggiato molto dicendomi: non ti preoccupare, noi non andiamo a guardare l'aspetto puramente tecnico della poesia, ma come ha anticipato Massimiliano Garuppo, l'aspetto, diciamo così, emotivo. Bene, io sono stato un po' presentato come il presidente della giuria, però voglio sottolineare che non ho fatto Barbara Giovanna Cucchiara che diceva non c'è. Quando ho avuto le poesie, ecco, questa una piccola cosa che ho detto anche ai miei amici della giuria, ho cercato, perché mi sentivo un po' caricato di una certa responsabilità, perché poi andare a stilare graduatorie, dare dei premi, insomma è una cosa che ti prende un po' anche alla coscienza, perché poi è difficile andare a dire no, questa magari la mettiamo da parte, questo è un po' meglio, questa... Ecco, io ho avuto in mano delle belle poesie tutte quante, quindi non vogliamo togliere niente a nessuno. Poi, essendo una rassegna, gioco forza si doveva andare a stilare una graduatoria. Ecco, la cosa che ho detto ai miei amici della giuria, che ho cercato, per questa forma ripeto di responsabilità, di leggere più volte queste poesie, un po' in base ai miei stati d'animo, perché molte volte può anche capitare che si legge qualcosa di eccellente, capita anche presso le case editrici, e in base a chi legge e all'umore di quel momento un capolavoro può benissimo essere cestinato. E invece molte volte non è così. Insomma, abbiamo visto le poesie, ci siamo riuniti, abbiamo fatto una graduatoria, speriamo che sia quella giusta e basta, no? Nient'altro da aggiungere. Grazie. Ringraziamo Giovanni Cammareri e iniziamo ad ascoltare le opere selezionate. La prima ce la farà ascoltare Giulia Grignano. Giulia Grignano ci farà ascoltare Tempi di congiuntura di Franca Cavallo di Modica. Stamattina hai gunzato lo presepi, chi mischino, cuccellini rimediato, non ha l'unico cammino. Gesù la famigliola, Ri Giuseppe con Maria, e Gesù sonicaretto, un aiannuto guaria. Manco voi uscicaretto ti su dentro mangiatura. Sono tristi chioli tempi, sono tempi di congiuntura. Sono tristi putavaglio, panatura malatizza, pilla umanità sbagliata, china rodio e nemicizia. E lo santo bambinetto che scende una sta terra a portare la pace e l'amore tra le genti, con l'uccidi risolenti, pare che caccio vuole dire, ma l'insegnamento mio proprio a niente vi Silvio. Brava Giulia! Era Tempi di congiuntura di Franca Cavallo di Modica. Adesso ascoltiamo Giulia Di Maio. Giulia ci farà ascoltare Natali a vista essi ogni giorno di Angelica Ferrantelli di Castellammare del Golfo. Recita Giulia Di Maio. Natale qua, alle porte sta arrivando, ma già regali e alberi imponenti. Pensiamo a questi cosi non ce l'hanno e fanno festa a lei senza niente. Aisa l'occhio in gelo e con un sorriso pensa a connecchio qua che n'ha lasciato, perché Natale è pure un paradiso, donnello bambinetto appena nato. Non sono assai importanti i regali, ma conta so conta lo cuore tiene, e se pitti ha un'amica e vera e vari, ci basta pure un to, ti voglio bene. All'unico tu lo puoi chiamare, perdona ad ognuno che ha sbagliato. Perché è Natale e vissimo scordare tutti i licei fatti, lo passato. Gesù bambino in dana rotta,
Buono, dona un messaggio a tutti chi da attorno, di mettere la pace dall'uomo, Natali avesse essere ogni giorno. Brava Giulia! Adesso un'altra opera selezionata è di un nostro caro amico ed è Gino Adamo di Trapani, che è presente, per cui ha deciso di venircela a recitare lui stessi. La poesia selezionata si intitola Buon Natali. Buonasera. Nino Barone mi aveva chiesto di vestirmi come i bambini, ma mi è mancato il berretto, non ho trovato quello per la mia misura. Il resto ce l'avevo, ma ho preferito evitare. Però stasera devo dire che ho ricevuto un premio bellissimo. Penso che sia stato il primo premio, almeno per me, quello di recitare una poesia di Natale in mezzo a questi bambini. Mi sento tornato indietro nel tempo, sono diventato anch'io un bambino. Buon Natale. Due parole, ma quanto cose vanno significare. Buon Natale è priare, amare e consolare, a ricordare l'ore e i momenti più cari e le persone che teni chiuse in tal cuore. Buon Natale è fare una carizza a un morvoseddo, scarfarsi allo fuoco lo camino, prianno sotto l'arvolo bambino, dirare pace, lo dono più bello. Buon Natale a quave o cuore puro, con l'amore sciogliere chiddo più duro, stringere la mano ro vicino per scordare le cose torte che la vita sa dare. Buon Natale è vivere, ascoltare e perdonare, pure a chi che sanno di sbagliare. Assettare da cianco di cui ti vuole male, dannoci un giure e lo sorriso più speciale. Buon Natale è amare a vita, un mondo e la natura, amare Dio beato ed ogni sua creatura, amare lo bambino rincia la mangiatura, volere bene a tutti è la cosa che ci onora. Allora, siccome sempre il barone mi ha detto che potevo ripetere qualche altra cosetta, io svesto i panni del bambino e mi rimetto i panni del babbo, del papà. Questa poesia vuole essere un consiglio, un suggerimento che dopo averlo dato a mio figlio, adesso lo do a tutti questi bambini. Zignamente d'age tempi. Se penso, ho bello tempo ormai passato, mi viene in mente la vecchia saggezza, quando a menanno ci tirava ociato un senno e di pensiero la ricchezza. Quando a me padre lo sentia parlare con garbo in te discorsa e con rispetto, picché la educazione mi aveva a dare, fino a che stava sotto lo stesso tetto. Ma furono giusti i suoi insegnamenti, tant'è che me li tinne in talo cuore, cu tempo mi arrestarono tutti a mente senza scordarli fino a chi si muore. Li voglio tramandare a sto mio figlio, che può ferriare un mondo sempre ditto, qua fronte avuta, bello come un giglio, orgoglio ristupace, benedetto. Tratta la gente sempre con rispetto, che ti ritorna, non te lo scordare. Stringi l'amici, forte all'utopetto, picca, ma veri e tenetille cari. Sullo con l'onestà si può campare, sereno un talo letto può dormire, tranquillo plissati camminare, con la coscienza a posto sempre ieri. Chiddo che li menanni mi insegnarono a tutte le picciotte lo consiglio, da un mare nivoro luci di faro, dalla fitta neglia sicuro appiglio. Grazie. Ringraziamo Gino Adamo per
le perle che ci ha letto questa sera. Gina Dano, che oltre ad essere un poeta è anche un commediografo, ha scritto delle diverse recensioni e anche diversi articoli. Continuiamo con la nostra rassegna. Un'altra opera selezionata è Gesù Nuntini Chiari di Gero Micelio di Grotte. Ce la reciterà per noi Marco Carpentieri. Eccolo qua il nostro Marco. Marco, tu che scuola fai? Giovanni Pascoli. Dimmi una cosa, ma tu per quale squadra tifi? Juventus. Juventus, oggi ha vinto mi pare la Juventus, vero? Ha vinto mi pare, vinceva. Ok, allora Marco Carpentieri ci reciterà Gesù Nuntini Chiari di Gero Miceli di Grotte. Gesù, non ti indichiare, se non mi piace sto Natale, lo saccio e lo tuo avvento, ma nel mondo c'è un sacco di tormento. Io lo sento lo lamento di madruzzi e disperati, per i figli sono ammazzati di un orbo della mia terra. Sciarre e diffamazioni, io l'avverto, che impressione! Quanto armi sconsolati, chi viaggiarono mare mare, clandestini di la sorte affonnarono mala morte. Tanti poveri in mia e i più poveri nella sciania, tanti femmini umiliati e i corpi strasvenuti, troppo guerre combattuti che non sono montuati. Mi taglioni lo specchio della nostra società, con le luci e tanta reala, tavolati e panittato. E poi pensa amareggiato, a picciriggi stinnigliati, con le panze svagantati, o che fanno i soldati con l'occhiuzzi intossicati, senza occhi né docizze, padre e madre imbussonati, malattie e tanta amarizia. Perciò Gesù, non ti indichiare, se non mi piace sto Natale. Bravo Marco Carpentieri, che ci ha recitato Gesù Nuntini Chiari di Gero Miceli Grotte, in provincia di Agrigento. E allora adesso un'altra opera selezionata nel nostro concorso Cometa d'Oro, Notti Santa di Maria Concetta Naro di San Cataldo, recita Maria Aurora di Dio. Eccola qua. Maria Aurora, tu che scuola fai? 30 piedi. 30 piedi. E quale classe? Seconda E. Seconda E. Qual è la materia che ti piace di più? Tutta. Tutte! Allora, Notti Santa di Maria Concetta Naro di San Cataldo, recita Maria Aurora di Dio. In questa notte stirata, senza vento, l'aria è così fina, che pare di cristallo, ogni stupore presidio, nasciste al Re Signore, nasciste al Re, visto in terra, chi di troppicano, chi di chiamano, chi ti soffrono, nasciste al Re Signore, per portare figli d'amore, a sapore l'umanità soffrente, nasciste al Re Signore, brilla l'aria, in dita dei soli, stralati figli dell'uno, e stanotte si darono nell'aria così fina, e notti di inganno, e notti di prodigio, e notte santa. Brava la nostra Maria Aurora di Dio, che ci ha recitato Notti Santa di Maria Concetta Naro di San Cataldo. Adesso, prima di entrare nel vivo della premiazione del concorso di poesia Cometa d'Oro, vogliamo intrattenervi con un momento musicale. Abbiamo già ospitato negli anni precedenti svariate eccellenze del panorama musicale locale. Quest'anno gli organizzatori hanno pensato di stupirvi con un giovane tenore. Notato da Nico De Gabbiani, ha studiato con la cantante lirica Fiorella Bella e con l'attuale Cinzia Puccia. Si è esibito con diversi personaggi del calibro di Tiziana Rivale, Ippi Quadro, Loredana Errore. Si è esibito nel Canto della Terra Tribute to Andrea Bocelli, con il quale ha riscosso un successo strepitoso. È stato scelto come direttore artistico in diverse manifestazioni. Signore, con vivo piacere che ho l'onore di presentarvi un vero talento e vanto della nostra terra, il tenore Vincenzo Lentini. Il maestro ci farà ascoltare due perle della canzone popolare siciliana, Mi voto, mi rivoto e voi dormite ancora. Grazie.
Grazie. Lo sole è già sfondato dal mare e voi, minuzza mia, dormite ancora e accendi sono stanchi di cantare, affidati e aspettalo da fuori. Sopra lo balconetto soffusati e aspettano a me calafacciati, assati stari, non dormiti chioi, Passo caffara tutte le e aspetto solo quando voleva affacciati. Gli soli senza voi non possono stare sotto te con le teste a pennoloni, ognuno ritira vuole sposare, si prima non si rapi sto barconi. Rinciali bottonella sfamosati e aspettano a me calafacciati, assati stari, non dormiti chioi, Passo caffara tutte le dati e aspetto solo quando voleva affacciarti. Grazie. Grazie ancora. Siamo rimasti incantati e senza parole. E allora, dopo questo momento così intenso, continuiamo la nostra rassegna e iniziamo con le poesie premiate. E allora, menzione d'onore a Vincenzo Adamo di Paceco con Dicillu tu che Natale,
recita Irene Galuppo. Allora Irene, noi ci conosciamo, vero? Certo, sei mio padre. Allora, ci siamo? Sì. Vai, allora, dicillo tu che è Natale di Vincenzo Adamo di Paceco. Vecchi, grandi, picciriddi, fu dittato il profeta per avvistare la cometa, cielo puntano le stelle. Segna unico che nasceva, indicandoci la grutta diligente il cassutta che l'aspetta con desio. Ma Natale non è più tutti che colpito fu di male, di sta festa non si nabali, picchi vivi tempi brutti. A cui giovane di mura, sotto i ponti in te canali, dicillo tu che è Natale, ma già notti fuori scura. Sto Natale fatto sciano, porta lacrime e sospiri, no Burundi, no Zaire, da Natale arriva in vano. Davi vecchi e picciriddi alla sera appena scura, non c'è stida con la cura, lu Natale non è perede. Custa buono, se ne frega, vedi tutta sta lordura. Ti l'ha detto, non se ne cura di livelli e di lutti. Poi una cosa fa banale, si festeggia, sono Natali. Brava Irene. Allora, abbiamo il piacere di avere qua l'autore della poesia, Vincenzo Adamo, che prego di raggiungermi sul palco per raccogliere il giusto tributo per l'opera selezionata. Allora, il poeta ci darà un contributo poetico. Dovrei sapere la memoria, anche se non mi fido molto, ma comunque. La poesia si chiama Rinascita, perché praticamente quando uno nasce per la prima volta è la nascita, siccome è un fatto che si ripete ogni anno, quindi si tratta di una rinascita sotto tutti i sensi. L'oscuro che ammutisce i cori duri, da stanottata d'una a rischiarare. La luna mostra tutto lo splendore e con gli stidi sta ittata a mare. Lo mare pare che è un firmamento, lo cielo si fa tutto rispicchiare, si rimette lo popolo in fermento, verenno la cometa navigare. L'amore porta dentro la sostina, i cori muti tornano a parlare. Tanti aspettano sta nave che arriva, sperando di potersi imbarcare. Così imbarca, sicuro che rinasce, ritrova luce nello suo cammino, s'affida a un picciriddo ancora in fasce, per dare rotta nuova allo destino. Ringraziamo Vincenzo Adamo, che io chiamo professor Adamo perché fu mio professore di matematica ai tempi della ragioneria. E allora, professore, è il premio. Allora, premia Giuseppe Ingardia per la menzione d'onore a Vincenzo Adamo di Paceco con la poesia Dicillo tu che è Natale. Ci raggiunga professore Ingardia. Professore Ingardia è direttore del periodico Epoca Nostra. E allora, da un baciacotto a un baciacotto, mi pare di capire, professore Ingardia premia Vincenzo Adamo di Paceco con Dicillo tu che è Natale. Fatta la foto? Ok. Ancora un applauso per Vincenzo Adamo. E continuiamo con il premio speciale giuria, che va a Elia Scionti di Modica con la poesia Angeli Senzali e Senzanaca. In rappresentanza dei genitori ci reciterà la poesia premiata Laura Romano. E allora, Laura Romano, genitore di una delle bambine qui presente, ci reciterà Angeli Senzali e Senzanaca di Elia Scionti di Modica. Premio speciale giuria.
Mammi sconsolati, che stringono lo petto per trovare la trinciumi asciutta in passoluto, pischeri li figli all'amicati. Non riviri sti picciri gesuli, abbandonati in strati come cani, cercare su mangiare in da monnizza o venire su un pezzo di pani. Non troviri sti picciri gesuli, travagliare oscuro in tali cavi, in mezzo lo fango, l'orde e traditure, schiavi e pagioni senza cori. Non giviri sti picciri gesuli, spersi tra i maceri di la guerra, cercare magi e padri dilaniati, e tanno voci che nessuno senti. Eppure sono figli lo Signore, pati anche perigi, o Salvatore, ma frutti di una terra sventurata, angeli sun sali e senza naca. Ringraziamo Laura Romano che ci ha recitato Angeli senza ali e senza naca, premio speciale giuria andato a Elia Scionti di Modica. Adesso passiamo al terzo premio che va ad Alfonsina Campisano Cangemi di Caltagirone con Natale 2004. Legge e motivazione Laura Figuccio. La poesia ci trasmette tutta la rabbia, il dolore, l'amarezza della poetessa, che ci invita ad una riflessione. Come può essere Natale quando si assiste inetti, giorno dopo giorno, a stragi, a terre martoriate dalle guerre o a quelle disastrate da madre natura che si ribella? Anche nella stessa Betlemme, la città dove è nato il bambino Gesù, la pace non c'è nemmeno in una misera grotta. Ma al termine della poesia, dopo tanta desolazione, la poetessa ci lascia intravedere un bagliore di speranza, riposta in quell'unica stella lucenti comulorum che ci data dalla giuria, e chiamiamo Federico Barone che ce la reciterà. Federico, tu che scuola fai? 30 piedi, che classe sei? Quinta D, Qual è la materia che ti piace di più? arte immagine. Ci abbiamo pensato. Allora, terzo premio ad Alfonsina Campisano Cangemi di Caltagirone con Natale 2004, recita Federico Barone. Lasciatemi stare, non mi ricidinenti, oggi è una giornata che si può parlare. A voce mi seccavo, entra alle vigne a sintomare lo sangue. Chi non è Natale? Lasciatemi stare, non mi ricidinenti. Pure un mare passato da soli, chi non ripisce e coraggio lucenti, si un ciao da mattina, si un ciao, fino a diventare montagna, e caucca spalancata, s'aggiuttivo piccini e giganti. Alcuni poveretti non ce ne furono stati santi, nei piedi di femminette. Chi sono è Natali, pure si da sopra c'è ancora una strida, una sola, lucenti come loro. Bravo Federico, era Natali 2004 ed è il terzo premio che la giuria ha affidato ad Alfonsina Campisano Cangemi di Caltagirone. Andiamo adesso al secondo premio che va a Santo Grasso di Raddusa con la poesia Natali, la notte di Natali. Legge la motivazione Emanuele Barbara. La peculiarità di questa poesia risiede nella viva espressione da parte del poeta di un grande desiderio. Tale richiesta, formulata in un tono apparentemente egoistico nella prima parte, si risolve e si concretizza nel corso della lettura stessa, in un concreto desiderio solidale rivolto alla fetta di umanità vulnerabile che realmente ha necessità di un Natale e una vita migliore. E allora, ringraziamo Emanuele Barbara per la motivazione e ci reciterà la poesia Francesca Santoro. Eccola qua la Francesca. Francesca, tu invece che scuola fai? Guglielmo Marconi. E che classe? Quarta B. E qual è la materia che ti piace di più? Italiano. Italiano, ma ieri non era matematica. Non lo so neanche io. Allora, ci reciterà Francesca Santoro La notte di Natale, secondo premio andato a Santo Grasso di Raddusa.
Come ogni anno, a notte di Natale, non saccio manco io come mi sento. Un desiderio mi fa stare male, e mi runa né pace e manca vento. Desio a diventare per un momento un nuovo potente che non è denaro, con testa avere senza pentimento tutti i beni e i poveri cirare. Dare i volisse acconta allo tormento un anno una bottega di mangiare, per non provare più lo soffrimento e avere una speranza a ricampare. Di chi volesse alle picce riduzze i lacrime all'occhio ci asciugare, che non trovano niente alle minuzie, chiangino allo momento da adattare. Chiangino iddi e chiangino mate, perché non hanno niente a chi cirare. Mentre alle volte si danno un padre, pure iddu chiange i lacrime chiamare. Quando l'armuzza mia era una sentenza, dicendome un desiderio da scordare, provo vergogna davanti all'impotenza e manco mi fa cuore festeggiare. Pensa a dei picciriddi, sfortunati, come angioliddi, che hanno rotti l'ale, che tanti riddi sono destinati a non vivere il prossimo Natale. Brava Francesca! Era la notte di Natale di Santo Grasso di Radusa. E adesso passiamo al primo premio che va a Giuseppe San Martano di Paternò con Buon Natale, legge e motivazione Giovanni Cammareri. Che altro dire? Cosa inventarsi? Quali altre parole che non siano retorica o banalità di circostanza sotto l'uccello di sto giorno di Cimbrino? La tramontana, il freddo, la vita che corre con i suoi affanni mentre la gente si appresta a preparare, a festeggiare la nascita del bambino. E la parola muri? Troppo spesso l'uomo non le dà il significato vero e profondo che invece dovrebbe sforzarsi seriamente di cercare nei posti più reconditi e nascosti. La parola amuri. Regalarla a quanti vivono a stento, a quanti un po' non lo prisepi preparare. E allora cerchiamola davvero e non dimentichiamo soprattutto di essa la sua vera essenza e il suo calore. Solo allora possiamo dirlo a tutti, veramente, fraternamente, così, semplicemente, senza tanti fronzoli e alchimie. Buon Natale. E allora ci reciterà Buon Natale il primo premio Erika Lombardo. Eccola qua la nostra Erika. E il primo premio del concorso Cumeta d'Oro vinto da Giuseppe San Martano di Paternò con la poesia Buon Natale recita Erika Lombardo. Da Lubarcuni vedo un lasciata un sole che oggi è ancolino e non guaria in chi sta mattinata l'uccello di studiare di Cimbrino. Accompagnato dalla tramontana, lo freddo è troppo insisto e fa tassare, ogni armaluzzo stanna sotana, che l'aria troppo su si fa girare. La vita corre per il suo cammino, portandosi le croci e l'affanni di tanti mischinetti che continuo non trovano rimedio ai malanni. Natale si avvicina a passo chino e tanta gente è mise a preparare per l'ora quando nasce il bambino, per quando la famiglia a festeggiare. Spennerici lo tempo allo signori, lo fuoco avi, veramente fieri, che sbocca da luce boccante amore, ma c'è qui queste cose non le vedi. Amore, tante volte è una parola, che l'uomo non ci dà significato, suo sentimento, che tu ce lo vola, e chi tu che Gesù ci aveva insegnato. Cercamole a questi mischinetti, che un po' non presepi preparare, cercamole in tagnuna, in tavanetti, a mezzo alla munizia scaminare, cercamole a tutti con tutti i suoi colori, che su di l'uomo e non fanno male, cercamoli con lui fraterno amore, dicendoci a tutti Buon Natale. E buon Natale a tutti allora. Adesso torna nuovamente sul palco il tenore Vincenzo Lentini. Ci farà ascoltare un brano dal tipico natalizio, Ad Este Fidelis.
Ringraziamo il maestro e mi diceva Nino Barone che cercherà di convincerlo a farci l'ultimo pezzo. Ma con questa esibizione il nostro spettacolo volge al termine. A me non resta altro che ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita dell'evento, a cominciare dall'organizzatore della rassegna, il poeta Nino Barone, il Comune di Trapani, l'Associazione Odi Buseto Palizzolo, il gruppo poetico regionale San Michele, il gruppo poetico Poeti della Società Drepanum, il Centro Culturale Peppino Calega di Castellammare del Golfo, la Proloco di Loco Grande, l'Associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti, la Banca di Credito Cooperativo Senatore Pietro Grammatico di Paceco, che hanno patrocinato la serata, l'Associazione Gruppo Sacro La Dolorata, che ha accolto le riunioni della giuria, e la cooperativa Futura Formazione Professionale, che ha messo a disposizione i propri locali per la realizzazione delle prove. Un particolare ringraziamento ai salesiani che ci hanno ospitato in questo splendido teatro e a Lorenzo Gigante, che oltre ad aver curato insieme al figlio Michelangelo la parte tecnica della serata, ha dato e darà largo spazio all'evento nel suo splendido sito internet www.strapalenostra.it, che vi consiglio di visitare soprattutto per chi è particolarmente legato alla storia e alle tradizioni della nostra città. Infine, volevo ricordarvi che l'iniziativa del poeta Nino Barone porta ormai avanti da circa 3 anni il periodico Epoca Nostra, che si pone l'intento di promuovere e diffondere il patrimonio letterale dialettale siciliano. Abbiamo conosciuto poc'anzi il direttore Giuseppe Ingardia. Ricordo che potrete consultare le edizioni online sul canale YouTube, sul canale del web YouTube Epoca Nostra Channel, curato da Alessandro Pampinella. Nei prossimi giorni troverete un contributo su questa serata. Inoltre vi ricordo che Nino Barone porta ormai avanti da un anno la casa editrice Drepanum, con l'obiettivo di valorizzare l'immenso patrimonio culturale dei nostri artisti locali. A me non resta che ringraziarvi dell'attenzione e augurarvi di trascorrere in maniera quanto più serena possibile le ormai imminenti festività natalizie. Mi corre con l'obbligo di una precisazione finale. L'obiettivo che nelle precedenti edizioni ha contraddistinto il nostro operato e che è rimasto inalterato anche in questa quinta edizione rimane sempre quello di trascorrere una serata prenatalizia in compagnia del nostro dialetto e dell'essenza principale della nostra vita, i nostri bambini. E chiamiamoli allora i protagonisti di questa serata. Livia Crescenti, Giuseppe Vincenzo Gerbino, Aurora Grignano, Lorenzo Barone, Giulia Grignano, Giulia Di Maio, Marco Carpentieri, Maria Aurora Di Dio, Irene Galuppo, Federico Barone, Francesca Santoro ed Erika Lombardo. Bambini, so che dovrebbe arrivare qualcuno, vediamo se... Oh, guardate chi c'è che sta arrivando, è un po' in anticipo a dire il vero, ma mi sembra di vedere da lontano Babbo Natale, eccolo qua! Un bel applauso per il nostro Babbo Natale. Che ci hai portato, caro Babbo Natale? Ecco, che ci porti? I doni per i nostri bambini. E allora io mentre che Babbo Natale comincia a distribuire i doni, volevo far salire la giuria, il nostro presidente Giovanni Cammareri. Un bel applauso per la giuria, Emanuele Barbara, salite, raggiungetemi sul palco, Laura Figuccio e Antonella Messina. Mi piacerebbe inoltre che ci raggiungessero
i presidenti o comunque rappresentanti delle associazioni, Rosa Magro dell'associazione Io di Bussato Palizzolo, Sebastiano Vassallo del gruppo poetico regionale San Michele, Mattia Cavasino Badalucco del gruppo poetico Poeti della società Grecolum, Mimmo D'Antoni della Provevo di Logogrande, Giuseppe Gerbino anche per il contributo che ha dato, Pietro Catalano dell'Associazione Italiana Ciechi e Ipovedenti e Piero Mancuso della Banca di Credito Cooperativa Senatore Piero Grammatico. Un applauso anche a loro perché è bello quello che realizziamo, ma anche il pragmatismo è pubblico. E allora Babbo Natale, ci siamo? Ok, allora prima di concludere c'è Francesca Santoro, vieni Francesca, che ci voleva dare l'ultimo contributo. E quando ero soli da guardare e la terra canciari sicuri, e quando vedi l'acqua rilomare, casa rivughi facendo un rumore, pensa, canterranenti può rignare, si scarsa la semenza dell'amore. Si scarsa la semenza dell'amore. Brava Francesca. E allora, mentre i bambini guadagnano le quinte e la giuria e i rappresentanti ritornano cortesemente al loro posto, perché mi diceva Nino Barone che è riuscito a convincere il nostro tenore a regalarci l'ultimo brano e ci regalerà il brano perché ci farà ascoltare il Nessun Dorma. E allora chiamiamo Vincenzo Lentini. Attenzione. Sì, volevo dire semplicemente una cosa per chiudere, giusto per salutare poi tutti. Intanto non c'è stato bisogno di insomma, piegarmi a fare l'ultimo brano, perché per me è stato un regalo grandissimo essere qui questa sera, e quindi l'applauso lo dovrei fare io a voi, ma soprattutto ai bambini, quindi gliene facciamo uno insieme perché sono stati veramente straordinari. Grandi anche Nino, l'organizzazione tutta, meravigliosa la serata, se ne vedono poche di così belle, e soprattutto di serate che portano un po' di cultura, perché anche la lingua siciliana è una lingua, insomma, è una cosa appartenente alla nostra cultura, quindi va difesa a tutti i costi, e questa è un'iniziativa grandissima che va rispettata e va aiutata. Quindi grazie a tutti quelli che l'hanno aiutata e grazie a tutti voi che siete stati qui fino a quest'ora a sentirci e ascoltarci. Quindi adesso vi dedicherò quest'aria tratta dalla Turandot, e con questo vi auguro una buona notte. Grazie a tutti. Nessun
Arrivederci alla prossima. Grazie.